Altro che voi in regia, con l'intelligenza artificiale questo ed altro, ragazzi, c'è da aspettarsi il peggio. Buon mattino, 3 minuti dopo le 11. Sammy Varin, potere al popolo. Sì, 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 sono ancora qui. Qualcuno se lo chiede. Beh, noi ce lo meritiamo lo stipendio. Scherzi a parte, allora, prima di tutto la situazione a Milano è fuori controllo. Non lo scrive Repubblica, lo ammette il Corriere riguardo certamente ciò che è avvenuto nel zona Corvetto. Verità per Rami, roghi in strada, bus vandalizzati, petardi alla polizia, la rabbia del Corvetto, titola in questo momento il sito elettronico di Repubblica. La notte di tensione al Corvetto dopo la morte di Rami e qualche giornale dà la colpa alla polizia, roghi e scontri con la polizia. Situazione fuori controllo, ammette il sito del Corriere. Parallelamente, altra notizia importante, quella che la Lega apre la battaglia per il Nord, ammettendo che da Fratelli d'Italia e Forza Italia stanno arrivando danni alla Lombardia. Per questo loro frenare sull'autonomia e non soltanto, abbiamo sentito anche prima con Claudio Borghi Aquilini come si fa gnignero, ci si aggrappa alle 20 euro dicendo ma non cambia mica la vita agli italiani, 20 euro più o meno nel canone Rai. E caro Cattaneo, non cambierà la tua di vita perché non hai problemi economici, ma chi ha problemi economici forse sì. Questo ed altro certamente nei vostri WhatsApp, ne stanno arrivando centinaia e centinaia di WhatsApp e ve ne ringrazio, al 340 6709 659. Tra poco riprendiamo proprio questi argomenti, ma adesso 10 minuti di riposo e dai un pochettino con un artista indipendente. È in arrivo Nicola Ferrari.
Per sempre lì, Forever There, Nicola Ferrari, rocker da Sassuolo in provincia di Modena, lo abbiamo con noi. Ciao Nicola! Ciao, buongiorno a tutti. Grazie per stare con noi qualche minuto per menarci via da questa situazione. Io ti parlo dalle banlieue milanesi, siamo andati a ferro e fuoco anche questa notte. Per fortuna a Sassuolo un po' meglio, si fa per dire, ma la tua musica, Nicola Ferrari, ci porta un po' lontano, ci fa sognare, ci porta in un posto che ci piace e che piace anche a te, perché in questa canzone veramente, a canzone che apre il tuo primo EP, c'è una sensazione che ti piace, dove ti piace rinchiuderci e capita, signori, penso a ognuno di voi, c'è quel pezzo, quella situazione musicale che continui a sentire perché ti fa stare bene, è davvero la magia della musica. Nicola Ferrari, raccontaci questo pezzo. Allora, sì, dunque questo brano è un brano che non è recentissimo, nel senso che l'ho scritto qualche anno fa, non è di recente produzione, e lo avevo, diciamo così, nel cassetto, perché inizialmente per una questione un po' personale avevo deciso di tenerlo per me, ma in realtà dopo ho deciso di pubblicarlo perché ho pensato che era un brano valido e sicuramente quindi ho messo da parte questa mia menata che avevo sostanzialmente e l'ho pubblicato con l'arrangiamento di Francesco Mignonia, che saluto tanto, insieme anche al mio produttore Giovanni Germanelli. Insomma, Allora, ci si rifugia nella musica e di questi tempi è importante trovare un rifugio. Qualcuno si sta cercando persino il bunker. Non scherziamo, ma quasi. E ti stanno già facendo i complimenti. Una ragazza scrive che hai la voce simile al cantante dei Simple Plan e qualcun altro scrive finalmente un po' di riposo per le nostre orecchie. Riposo, ma fino a un certo punto, perché Nicola Ferrari è un rocker e quindi certamente non fa dormire. Nicola, cosa hai messo dentro in questo tuo album e naturalmente dove invitiamo gli ascoltatori a cercarti sui social? ok, allora sostanzialmente in questo album troverete, poi perché ti voglio dare un'anticipazione, questo EP, diciamo, che è uscito adesso, è l'anticipazione, quindi sono 6 brani in tutto, ed è l'anticipazione all'album intero che uscirà invece a gennaio 2025. Lì ci saranno 13 tracce. Il filo conduttore un po' di queste tracce qua sicuramente, a parte la sonorità, che ogni traccia ha un po' una sonorità tutta sua, chiaramente, perché ognuna è un po' diversa. Però la cosa che lega un po' insieme tutte queste tracce è diciamo il tema dei testi, ecco, insomma, di quello che viene espresso nei testi. E sostanzialmente sono i testi che parlano di speranza, o comunque del rialzarsi in piedi, della rivincita, ecco, insomma. Le canzoni hanno un po' tutto questo filo conduttore in questo disco. E a noi Anche se piace. comunque, non è un concept album, non è un album che racconta una storia, perché sono le canzoni tutte collegate, non è così, però questo tema è ricorrente abbastanza. A noi piace speranza, speranza scritto con la S minuscola naturalmente, rivincita, voglia di ricominciare, voglia di alzare la testa e coraggio, coraggio. Abbiamo bisogno di un'iniezione di coraggio per andare avanti, perché ci sono tante cose ancora da fare e soprattutto in questo paese ci vuole coraggio per portarle avanti. Nicola Ferrari, basta scrivere il tuo nome e cognome sui social e tu salti fuori, giusto? Giusto. Sì, scusami, hai ragione, non ti ho detto i social. Allora, sui social potete trovarmi chiaramente su Facebook, che è più usato, e anche Instagram, che sono praticamente, hanno lo stesso indirizzo, Nicola Ferrari Music,
su Instagram nicolaferrari.music, perché c'è anche il punto su Instagram, però è lo stesso, e anche su TikTok, stesso indirizzo, lì si trova tutto, date dal vivo che poi verranno annunciate per l'anno prossimo, pubblicazioni, link, articoli, interviste, diciamo che si trova tutto lì su quei social lì. Poi chiaramente la canzone è disponibile presso tutti i digital store, e anche il videoclip del pezzo su YouTube si trova subito. E allora, signori, se siete stanchi della solita musica che gira sulle solite radio blasonate, provate con gli artisti indipendenti Nicola Ferrari, Forever There e altri pezzi tutti da scoprire su internet. Grazie Nicola, buona musica e alla prossima canzone. Grazie mille, a te, ciao. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Uomini delle colonie padane, no, lo dico perché in Lega ci si rialza, dicevamo rialzare la testa, e insomma il 15 dicembre il congresso della Lega Lombarda, e intanto noi militanti, chi vi parla lo è, tessera RIA del 1987 per chi non lo sapesse, e dobbiamo decidere i delegati da mandare, tutti al congresso, ma poi a votare come in America. Vasco Rossi diceva non siamo mica gli americani, e lui è pidino, noi siamo della Lega. Scherzi a parte, tra poco torneremo a parlare di territorio. Vi dicevo, preoccupazione a Milano, ragazzi, e non certo del sindaco pidino, lui dirà sicuramente che è una sensazione che stanno facendo per la morte di Ramin, seguito dai carabinieri, la nuova notte di tensione al Corvetto, bus sfasciato, roghi, disordini anche questa notte dopo la tragedia del 19enne, solo perché era immigrato, chiaramente, perché se non era immigrato, che cavolo, si è impiantato in moto inseguito dai carabinieri dopo aver derubato qualcuno, probabilmente. Ci dispiace tantissimo, è chiaro, però se fosse stato italiano tutti zitti e buoni. È un immigrato e allora carabinieri razzisti, magari anche fascisti? Mi dite un attimo cosa sta succedendo a Milano e perché il sindaco non dice assolutamente niente? Vogliamo far girare un po' più di militari in alcune zone di Milano o sta male? 3406709 ricordiamo il 19enne morto cadendo da uno scooter mentre fuggiva dalle forze dell'ordine. C'è un virgolettato sul Corriere: la situazione è fuori controllo. Chiaramente daranno la colpa al Ministero dell'Interno, e è colpa di Salvini. Un po' di WhatsApp, ragazzi, ne state spedendo tantissimi. La nostra è diventata veramente una radio potente, così come il nostro sito radiolibertà.net è un potente mezzo di controinformazione che vi fa dire quello che è il vostro pensiero attraverso il telefono, ma ancora più velocemente attraverso un messaggio WhatsApp al 3406709 Avete capito che il metodo più veloce, anche durante la rassegna stampa che io conduco dalle 7:30 alle 9:30 e spesso e volentieri poi la sera dalle 20 alle 21, sentite il peggio o il meglio in replica, per far capire che cosa si muove, cosa pensano i cittadini della situazione. Sì, la scuola è un enorme parco giochi, mi scrive Paolo Collenghi, non so a che cosa ti riferivi, però non lo so, un parco giochi è quasi drammatico però, perché è un parco giochi drammatico dove se il professore dà un brutto voto all'alunno e poi fuori ad aspettarlo ci sono i genitori dell'alunno. Claudio Borghi, lo abbiamo avuto ospite, oggi c'era la sua storica ormai trasmissione che trovate poi su YouTube, su Facebook, scrivendo Radio Libertà. A proposito, un grazie a tutti coloro che ci seguono anche sui social, magari avete qualche minuto di pausa ogni tanto perché non possiamo mandare in onda la musica sui social, ma le nostre trasmissioni
trasmissioni sono potentissime e, sì, e selezionatissime per essere cancellate da Facebook, soprattutto quando Claudio Borghi parla dei vaccini. Claudio Borghi sempre prezioso per capire cosa succede, banche dal mainstream non ci avevo capito nulla. C'è uno spezzone proprio della sua trasmissione sul sito di Radio Libertà. Ma che bella musica fantastica, ci trasporta nell'infinito, dove però qualcun altro scrive: il povero Gianfranco Miglio si sta rivoltando nella tomba. Ancora, mi scusi signor ragioniere dello Stato, ma se io rinvio le multe è un ammanco. Borghi che fa? Non diamo idee. Stiamo parlando delle multe per i Novax, avete capito che non dovete pagarle, non dovrete pagarle, tutto finirà nel mille proroghe. Ancora WhatsApp: caro Borghi, onorevoli che stanno al caldo, o Meloni abbracciante, no, non bracciante, abbracciante, siete pronti ad andare in guerra o a mandare i vostri figli per Zelensky a morire per un interesse torbido come sempre? Vero Maurizio, vero, noi parliamo di immigrati delle banlieue milanesi, ma intanto c'è chi dice che è ora di prepararci il bunker. Ancora WhatsApp 3406709 rifacciamo il referendum per la privatizzazione della RAI, scrive Giuliano da Torino. A questo punto no, perché litigare con Forza Italia per 20 euro mi sembra veramente una cavolata. D'altronde questi non difendono la RAI, ma difendono Mediaset, quelli di Forza Italia, così come sono contro il Nord. Lo abbiamo capito, perché fanno gnignero persino sull'autonomia, che darebbe più forza, più potenza ai nostri territori e di conseguenza alla nostra economia. Purtroppo siamo a questo punto, speriamo di trovare la quadra, ragazzi, l'abbiamo sempre trovata, la troveremo ancora. Claudio, non essere modesto, devi rivendicare quello che diceva la Lega, ci hanno deriso per anni e poi ci hanno copiato. Sì, stiamo cercando di capire se quello che oggi ha detto in un'intervista alla Verità la Meloni è una copiatura della Lega. La Meloni, parlando della violenza sulle donne, ha detto che in effetti gli immigrati irregolari incidono e come. Immigrati irregolari, non è che ce l'ha con gli stranieri, con i migranti in generale, cara la stampa, no, con gli irregolari, con i clandestini, come sempre ha detto la Lega. Quindi da una parte siamo contenti che ci sia arrivata anche la Meloni, chiaro che diciamo, ma forse però c'è qualcuno che potrebbe rischiare di andare addirittura in galera, lo sapete, a dicembre. Quel qualcuno si chiama Matteo Salvini, per avere difeso i confini del nostro paese. E questo ascoltatore ricorda che lo avevamo detto, sì, è vero, Europa, vaccini, nucleare di ultima generazione, immigrati, canone RAI, multe per i non vaccinati, pensione dopo i 40-41 di contributi, arrivano tutti dopo perché sono degli incompetenti e cercano di oscurare la Lega in tutti i modi. Grazie Borghi per il tuo coraggio e non ti sottomettere a quel mediocre di Tajani. Si scherza, ci mancherebbe altro, si scherza. Buongiorno, per me Forza Italia non vuole far tagliare il canone perché pensa sempre che potrebbe portare voti alla Lega, e poi sicuramente c'è qualcosa che ha a che fare con Mediaset. Bravo Mario, abbiamo capito che hanno paura che la torta pubblicitaria, poi se dai meno soldi alla RAI, la RAI deve fare più pubblicità e quindi mangia un po' troppa torta pubblicitaria. A proposito di torta, no, però se avete qualche 5 euro che avanza, c'è Radio Libertà, ragazzi. Qui veramente la torta non la mangiamo, e qualcuno dice che rischiamo di non mangiare neanche il panettone. Si scherza, però se ci date una mano attraverso il conto corrente postale 37671294, lo ripeto, prendete una penna, conto corrente postale 37671294, intestato a Radio Libertà, via Bellerio Milano. Bastano 5 euro per fare felice Sammy Varin. Ci compriamo quei panettoncini piccoli. Scherzo ancora una volta, però
A proposito di torta, c'è qualcuno che non ha problemi, vive con gli industriali, vive con Radio 24, Mediaset. Ecco, noi siamo Radio Libertà, siamo liberi di dire quello che vogliamo, quello che volete, ma qualcuno ci deve pur dare una mano. Sul sito radiolibertà.net cliccate Sostienici e poi abbonati se lo desiderate, altrimenti basta fare un bonifico di quello che potete. Sammy, per me la Lega di Salvini ha avuto paura di prendere in mano il paese quando ne aveva la possibilità, è la coerenza che paga. Salvini non è stato coerente fino in fondo. Ragazzi miei, gli hanno fatto un culo quadro quando abbiamo chiesto potere assoluto e si poteva veramente avere. Ragazzi miei, non ci hanno fatto più lavorare da quel giorno. Achille dalla Sardegna, basta col dire che Salvini non fa ma che deve fare ovunque, sta riaprendo cantieri chiusi da anni, è vero Achille, in Sardegna sono parole sante, questo compito immane sui lavori pubblici, ma la gente ha idea che lavoro immane sta facendo Salvini, abbiamo tutti contro, forza Salvini, detto da uno che non è del nord. Ma Achille, che la Sardegna non sia al nord, sinceramente potremmo aprirci una discussione. Che sia il popolo che alza la testa più degli altri, decisamente sì. È chiaro che Salvini sta facendo un lavoro importantissimo sul fronte infrastrutture e parallelamente non si può portare avanti anche un movimento rivoluzionario e forte come la Lega. Non sempre ci sono i risultati che si vorrebbero. Questo è poco ma sicuro. Cosa succederà in futuro? Stiamo a vederlo, lo mettiamo lì sul tavolo. Se c'è una persona che possa sostituire Matteo Salvini, penso che lui stesso sarebbe felice se può migliorare la situazione della Lega e soprattutto i risultati della Lega. È chiaro che questa radio è anche un pensatoio della Lega, del centrodestra e non solo del centrodestra, e il bello è proprio avere a disposizione un mass media per discuterne. A proposito del pelo dell'uovo, chiedo all'ascoltatore cosa abbiamo ottenuto dopo 40 anni di voto. Miseria, miseria, miseria. E quando vedi che al potere esiste il governo amico e non cambia nulla, vedi il pelo, vedi l'uovo. Mamma mia, ragazzi miei, io lo vedo sempre, vedo il pelo, vedo l'uovo, ma vedo soprattutto il bicchiere mezzo pieno. Giuro. Per fortuna che anche questa giornata contro la violenza sulle donne è passata. Quante chiacchiere, trombonate, cortei di femministe più violente che mai, scrive Laura da Verona. È vero Laura? Volete capire che se votano il PD Vaticano non cambia niente? Sammy, ma per fortuna che la Meloni dice le stesse cose che diciamo noi, ci ruba tra virgolette voti? Ma come si fa a passare da un partito federalista a uno centralista? Se il PD domani dicesse le nostre cose, voteremmo PD? Un leghista dovrebbe imparare dai compagni a essere fedeli al proprio partito. Alessandro da Genova. Beh, decisamente sì. Chiaro che quelli della Lega però hanno un cervello che funziona e quando non ci sono i risultati uno si arrabbia. Sì, però si arrabbi e se non voti più Lega, ti arrabbi, non voti più Lega e si fa ancora di meno, decisamente. Appuntamenti targati Lega sul territorio. Beh, io vi ricordo sempre il sito legaonline.it. Questo sito è prezioso perché trovate tutti gli eventi targati Lega, soprattutto televisivi, e poi c'è la possibilità anche di fare la tessera della Lega e questa è una cosa che poi molti ci pensano, cavolo, ma io vorrei farla nei banchetti. Tranquillamente, fatela quando vedete un banchetto della Lega, vi avvicinate e potete fare la tessera, ma su internet è ancora più veloce e divertente. Legaonline.it, la tessera della Lega vi arriva direttamente a casa. 3 minuti per leggere qualche appuntamento da non scordare? Volentieri. Domenica 1 dicembre alle 8 a cena con la Lega in provincia di Varese. Ristorante I Fontanili di Gallarate con Giorgetti, Fontana, Zofili, Romeo, Tovaglieri, Candiani, Cantù, Monti, Cassani e tutti i sindaci e gli amministratori locali. Domenica 1 dicembre Gallarate, provincia di Varese.
contattate la sezione locale della Lega. Ci mancherebbe. Domenica 15 dicembre, altro evento in provincia di Varese, tutto pagato, sì, per un'Europa dei popoli e delle identità da Varese a Bruxelles. Conferenza e cena Patriot for Europe. Appuntamento alla tenuta Acqua Sole di via Fornace a Mercallo in provincia di Varese, ore 19:30. Ospiti politici del territorio, cena pagata, è chiaro che vi dovete prenotare. Non fate i furbi perché non lo trovate il posto. Cena di Natale, Lega di Bresso, 29 novembre, ore 20, ristorante L'Incontro, Piazza Italia, Bresso, Milano, soltanto 25 euro per dare una mano alla sezione locale. Tutto ciò è bellissimo. Venerdì 6 dicembre, cena di Natale anche nel Canavese, alle 20:30, ristorante dei cacciatori Rolandini Sbarro Verolengo con Riccardo Molinari. E ancora Marina di Carrara, 16 dicembre, cade il gusto, Viale Galilei, un'altra cena targata Lega per stare in compagnia. Silvia Sardone vi dà appuntamento con Giovanni Malanchini e gli ospiti territoriali domenica 1 dicembre dalle ore 19 all'evento Bergamo incontra l'Europa. A seguire apericena offerto con registrazione tramite link, appuntamento a Spirano in provincia di Bergamo al Palaspira, ed è chiaro che poi ricominciano tra poco gli eventi targati Lega, nel senso che iniziano i festoni della Lega, soprattutto nella Bergamasca. Ma qua mi fermo? No, mi fermo, sono ancora arrivati altri messaggi. Che faccio? Mi devo fermare perché tra pochissimo arriva il Focus Valle d'Aosta e abbiamo ancora una canzone indipendente. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno care amiche, buongiorno cari amici, ascoltatori di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Questa mattina voglio parlarvi di una cosa straordinaria, di un momento particolare, di un momento importante per la nostra Italia. Se amiamo l'Italia, dobbiamo amare anche i suoi prodotti, i suoi figli, che alla fine sono i suoi frutti. Siamo in piena raccolta delle olive, stiamo producendo l'olio nuovo, qualcosa di straordinario, la produzione quest'anno è un po' migliore dell'anno scorso, anche il frutto si presenta bene. Quindi a tutti coloro che ci conoscono già, a tutti coloro che vogliono provare l'olio extravergine di oliva Acerbis, la grande offerta è di ricevere 6 bottiglie di olio Acerbis da 1 litro direttamente a casa vostra, chiaramente estrazione a freddo, chiaramente 100% italiano di olive italiane. 6 bottiglie da 1 litro di olio Acerbis a casa vostra, parlo dell'olio novello, 84 euro. Il trasporto è gratuito, chiamate 030 68 44 08 o visitate olioacerbis.com. Grazie. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net.
Si fa chiamare Jonathan, Jonathan De Stradis, è un artista di Christian Music, lo abbiamo conosciuto così originariamente, ma fa di tutto e soprattutto ci fa ballare con questo pezzo con una pill da hit radiofonica, I Feel the Groove, un'impronta funk in perfetto equilibrio tra vintage e suoni contemporanei, ma Jonathan ragazzi, oh, lo trovate a fare dei duetti potentissimi. Cercatelo sugli store digitali in questi mesi, cercatelo su YouTube, poi fa dei video veramente incredibili. Sono un po' invidioso di Jonathan, vorrei essere come lui. 11:35, ci stiamo per tuffare di nuovo nel territorio, prima però da Milano ragazzi sta montando oggi e per fortuna la notizia che la situazione è fuori controllo, è stata un'altra notte di disordini a Milano dopo la morte di Rami, il giovane inseguito dai carabinieri. Girano in rete filmati veramente brutti, con brutta gente che fa casino. Tu dici il solito razzista Sammy Varin, e sono tutti immigrati perché quello che è morto era immigrato. E WhatsApp su questo fronte: siamo sicuri che quegli egiziani che hanno incendiato Milano siano tutti stranieri clandestini che non hanno la cittadinanza italiana? Oppure sono stranieri con cittadinanza italiana, violenti e pretendono di decidere e di agire come fossero loro i padroni della nostra radio, no, della nostra Milano. Qualcuno vorrebbe anche essere padrone della nostra radio. No, ragazzi, stiamo dicendo cose sacrosante. Questi in molti casi sono i figli del barcone. Non hanno capito che il loro concittadino pregiudicato è morto in un incidente stradale e che nessuno lo ha ammazzato, come molti di loro usando macete e coltelli aggrediscono i nostri cittadini e le nostre donne, a volte minorenni cristiane. Sammy, leggi questi messaggi e mandali pure al sindaco Salam. Ci scherziamo, ma che cosa dice il sindaco di Milano? Punto di domanda. Stanno arrivando una marea di WhatsApp su questo argomento. Speriamo che oggi i mass media, quelli importanti, riprendano ciò che è avvenuto ancora questa notte a Milano, ma ci spostiamo naturalmente, speriamo, in una zona più tranquilla, speren ben, andiamo in Val d'Aosta. Va ora in onda Focus Valle d'Aosta. Speriamo bene ragazzi, perché le idee di una certa sinistra anche in Val d'Aosta si fanno sentire. Grazie per essere con noi il vice capogruppo della Lega in Valle d'Aosta, Eric Lavie. Ciao! Ciao Sammy e ciao a tutti i radioascoltatori. E allora, da dove partiamo? No, chissà perché mi è venuto in mente, parlando appunto dei disordini che stanno avvenendo a Milano, una vera e propria rivolta popolare di immigrati nostrani assolutamente, gente che vive probabilmente più o meno onestamente a Milano, che si ribellano perché un loro coetaneo è morto dopo un inseguimento da parte dei carabinieri. Mi viene in mente, certo, a proposito della legge che voi della Lega in Val d'Aosta avete cercato di portare avanti, la legge contro lo spopolamento della montagna, e adesso ce ne parli, che il PD aveva tutt'altra idea riguardo lo spopolamento di certe zone di montagna e non soltanto. Le idee del PD sono di ripopolarle proprio con gli immigrati, ma è una battuta naturalmente, oppure no? Eric, a te la parola, da dove vuoi partire? No, che purtroppo non è una battuta perché, diciamo che anche a livello locale qualcuno una proposta del genere l'aveva fatta. Ovvio che per noi non va assolutamente bene, perché bisogna comunque ripopolare con delle persone che sono qua, che vivono già in Valle d'Aosta, persone che vivono in Stato italiano o comunque persone, diciamo, perché in senso la proposta di legge è anche in ottica dal punto di vista linguistico, quindi attirare persone magari dalla Francia o dalla Germania, perché in Valle d'Aosta c'è anche una minoranza che, diciamo, ha attitudine con la lingua tedesca, e quindi questo sì che avrebbe un senso. E sfruttando proprio il fatto che magari ci possa essere qualcuno che è stufo della vita in città,
perché la vita in città paragonata con la vita in montagna è tutta un'altra cosa. La città, il caos, lo stress, questi problemi che comunque diventeranno, speriamo di no, però se si continua in questa linea diventeranno sempre maggiori. Ecco, con questa proposta di legge che stagnava in commissione da tanto tempo, perché sappiamo benissimo che qui il governo di PD e autonomisti di Union Valdôtaine, quando si parla di buon senso poi di tempo ne perde un sacco. Una proposta che favoriva, diciamo, la natalità con un contributo a chi appunto aveva dei figli in questi piccoli comuni, 5.000 € per 3 anni, un contributo per chi decideva di tornare in questi piccoli comuni di montagna per 5.000 € per di 5.000 € per 3 anni, a condizione che poi ci stesse per 10 anni in montagna, perché non è che ti prendi il contributo e poi scappi. E poi una terza misura che per tutti coloro che abitano già nei piccoli comuni di montagna, un'esenzione totale dall'addizione regionale IRPEF. Legge non approvata, tutti a dire che è una legge interessante, che sarebbe da portare avanti, che però non è completa del problema e quindi niente, bocciata, tanto come al solito non si va avanti, anzi si regredisce su questi temi. E ricordiamo che, si comincia anche a pensare alle cose importanti, non soltanto per il centrodestra, in questo caso anche per un certo centrosinistra che continua a dire sempre no, no, no a tutto quanto il centrodestra propone. Anche a livello nazionale avete visto, per fortuna c'è una Lega, c'è un Matteo Salvini che ai no, no, no degli scorsi anni risponde con un gigantesco sì. Oh, in Val d'Aosta l'anno prossimo si vota, se non erro, anche in Val d'Aosta, così come in Toscana, in Veneto, nelle Marche, in Campania. Si comincia anche ad accendere i motori e a pensare che chissà mai la gente abbia voglia di un cambiamento in Valle d'Aosta. Io ogni volta che ci colleghiamo con voi mi riferite di situazioni invivibili, abbiamo visto anche ad Aosta città, l'ultima nevicata l'altro giorno, c'erano zone ancora completamente sotto ghiaccio e siamo in una grande città, Aosta ragazzi, non siamo nel borghetto di montagna dove probabilmente sono molto più pulite. È vero Eric? Assolutamente sì, ovvio che ci, vantiamo, no, di Aosta città montana, città turistica e poi non siam capaci a pulire neanche i parcheggi o i marciapiedi, è una roba totalmente ridicola, ecco. Diciamo che una grandissima colpa ovviamente va data all'amministrazione che non sa farci su questo. Diciamo che anche i cittadini purtroppo in questi ultimi decenni son molto peggiorati, perché alla fine oggi già guidare una macchina sulla neve in tanti non sono neanche più capaci. E questo ovviamente fa riflettere sulla l'immaturità ovviamente della politica che è frutto dell'immaturità della popolazione, ecco. E questo è un po' un cane che si morde la coda, quindi speriamo che il prossimo anno, sia le elezioni regionali che anche quelle comunali per quanto riguarda il comune di Aosta, ci possa essere un netto cambiamento, anche se sappiamo che questi partiti, il PD e soprattutto l'Union Valdôtaine hanno, diciamo, dei tentacoli ovunque, quindi scombattere questo sistema è veramente difficile, ma noi ovviamente siam qui per questo. E come, come. E naturalmente voi ascoltatori che ci seguite dalla Valle d'Aosta, ma che avete amici, parenti sparsi qua e là, dovete fare da cassa di risonanza, da altoparlante, scrivendo e dando informazioni anche a chi magari non le ha, perché guarda i soliti canali e ricordando ad esempio che semplicemente su Facebook basta scrivere Eric Lavi con la Y o Lega Valle d'Aosta e salta fuori tutto un altro mondo di controinformazione. Parlando di autonomia, quella vera, e io parlando di Val d'Aosta, certamente gli autonomisti in Val d'Aosta ci sono da sempre, e peccato che pensano al loro orticello e al Partito Democratico, come succede anche in Sardegna e in altre zone d'Italia, ragazzi. E qui bisogna imparare purtroppo a distinguere. C'è un'autonomia buona e una meno buona, una che non vuole fare assolutamente nulla e che va purtroppo con la sinistra. A proposito di un'autonomia buona, ho letto che ha incontrato qualche giorno fa il grandissimo Massimiliano Fedriga, proprio sul tema delle autonomie, è vero? Assolutamente sì, ho fatto una spedizione a Trieste, ma era un incontro che era da un po' di tempo che volevo fare, allora mi son fatto qualche giorno
appunto in Friuli e anche in Slovenia, perché anche lì è un territorio molto interessante. Io ho appunto incontrato Massimiliano Federica, che è stato veramente molto molto gentile, abbiamo fatto una bella chiacchierata su diversi temi, in primis appunto sulle nostre autonomie, perché sotto tanti punti di vista il Friuli Venezia Giulia è un'autonomia da cui prendere spunto, e abbiamo parlato anche un po' della Lega, del futuro della Lega, quindi giustamente oggi più che mai bisogna fare delle riflessioni in un certo senso, ma è ovvio che queste discussioni, soprattutto fra le autonomie speciali, dato che si parla anche, diciamo, nell'orbita del tema dell'autonomia differenziata, della revisione anche degli statuti speciali, è un tema da approfondire, da portare avanti con chi comunque di autonomia ne sa e amministra bene una sua regione. Quindi giustamente era importante andare a incontrare una persona in gamba come Massimiliano Fedriga. Parole sante, e ricordate anche all'interno del centrodestra che governa come c'è qualcuno che purtroppo dice no, 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 e hanno imparato dal PD sull'autonomia, mettono i puntini sulle i e gnignero, come sul canone Rai, che non c'entra assolutamente niente sull'autonomia, ma dare una mano alla povera gente, fargli pagare 20 euro in meno del canone Rai, no, perché si fa uno sgarbo a Mediaset. Chiudiamo la parentesi, ma stanno arrivando un fracco di WhatsApp al 340 6709 659. Sai che qui a Milano abbiamo avuto un'altra notte di banlieue. Gli immigrati si ribellano per la morte dell'egiziano, e uno scherza, ma si ribellano a chi? Al codice stradale, perché ricordiamolo, lo ammette anche Repubblica, l'auto dei carabinieri non ha neanche sfiorato il tizio in moto, stava scappando perché probabilmente aveva rubato qualcosa, non aveva la patente, eccetera, eccetera, stava fuggendo e purtroppo è scivolato ed è morto. Certo, la gente ha paura, mi scrivono dal quartiere Corvetto di Milano, la gente ormai ha paura a uscire di casa, e spero che qualche canale importante faccia vedere i filmati di questa notte, perché sembrava veramente che ci fosse la rivoluzione. Torniamo su argomenti valdostani, e in questo caso, a proposito di no, 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 c'è qualcuno che dice sì, forse sarebbe il caso di farla la seconda canna del Monte Bianco. Di che cosa si tratta? Il tema dei valichi è importantissimo. Voi dite solo per certe zone d'Italia. No, perché dai valichi ci passa tutto il commercio. Che cosa significa questo discorso, Lavi? Hai assolutamente ragione. Noi pensiamo che magari il traforo Monte Bianco sia solamente una questione valdostana, assolutamente no. Riguarda appunto i traffici di tutto il nord-ovest e non solo. È quindi essenziale, dato che ad oggi, dopo che c'è stato l'incendio appunto 20 anni fa, si deve rifare la campata della canna, unica canna che c'è. E nessuno si è mai reso conto che comunque dopo 20 anni si doveva appunto farla, e i 20 anni son passati. Quindi oggi ci troviamo in una situazione in cui abbiamo una unica canna che dal mese di settembre al mese di dicembre è chiusa per lavori per 18 anni, per 18 anni. Bene o male, già positivo che si vada a toccare, diciamo, un periodo che dal punto di vista turistico non è così importante, quindi quello dell'autunno, però è qualcosa di veramente grave, solo per l'economia valdostana da un lato, ma anche appunto per tutti i traffici legati ai commerci del nord-ovest dell'Italia. Quindi è ovvio che, diciamo, lì lo scoglio principale sono i francesi. I francesi non hanno, almeno ad oggi, nessuna intenzione di aprire una seconda canna, perché hanno la Vallée de l'Arve, che è quella di là appunto del Monte Bianco, che è una tra le più inquinate di Francia, e perché anche dal punto di vista politico non è che i vari governi che si sono succeduti avessero così tanta intenzione di aprire una seconda canna, perché la loro priorità è, diciamo, la questione della TAV. Ora, col cambiamento, diciamo, del primo ministro, col nuovo primo ministro Barnier di Macron, che, diciamo, conosce bene la situazione valdostana, sembra esserci un minimo di spiraglio. L'intervento poi di Salvini è assolutamente importante, perché se col suo omologo francese riuscisse in qualche maniera ad avere un canale per favorire la decisione di aprire una seconda canna, sarebbe, diciamo, un punto importante. Quindi in questo caso veramente Salvini fa bene a muoversi, perché smuovere i francesi anche nella condizione politica in cui son loro, su un'opera così strategica, è veramente non semplice, però è essenziale per la Valle d'Aosta, ma per tutto il nord-ovest.
E noi naturalmente continueremo con questa importante controinformazione, così come naturalmente voi ascoltatori andate a ricercare gli esponenti della Lega territoriali, che sono i più importanti, in questo caso il vice capogruppo della Lega in Valle d'Aosta, Eric Lavie. Eric, un grande piacere come di consueto fare quattro chiacchiere con te. Restiamo in contatto, ci ritroviamo nelle prossime settimane. Assolutamente, grazie Sammy e grazie a tutti. Buona giornata. Buona giornata, certamente. Sto per andarmene anch'io, naturalmente, però ci sono ancora tantissimi messaggi che stanno arrivando al 340-6709-659. In tantissimi fanno il tifo, l'incoraggiamento per Matteo Salvini. In questo momento importante che la Meloni abbia detto una cosa che da sempre la Lega dice. Ancora più importante che Valditara abbia avuto il coraggio di ricordare che sono gli immigrati clandestini quelli che portano una certa cultura sbagliata nel nostro paese. Clandestini lo mettiamo tra parentesi oppure no? Altra domandina che vi posso fare in extremis. No, è una cultura sbagliata che molti di questi portano nel nostro paese e poi magari quella cultura la esportano anche ai nostri ragazzi, Che ne pensate? Che ne pensate? Signori, speriamo naturalmente di avere fatto un buon servizio anche quest'oggi dal punto di vista della controinformazione. Come vi dicevo, ciò che abbiamo lanciato questa mattina presto sta prendendo forma nei notiziari più importanti, soprattutto la situazione milanese. Anche il Corriere della Sera ora sta ingigantendo come merita questa notizia, parlando dell'incidente al corvetto dell'altro giorno, la corsa contromano, la frenata, il casco sparito. Cosa mostrano i video della morte di Rami El Gaml, il 19enne morto per una caduta durante l'inseguimento? Era senza casco, forse perso in via San Barnaba. L'auto di pattuglia non avrebbe toccato lo scooter, senti già come mettesse il condizionale subito, ma le indagini proseguono. Fatto sta, Rami, l'apertura del Corriere Milano, notte di alta tensione al corvetto, bloccato e sfasciato un bus, appiccati nuovi roghi, i residenti abbiamo paura. E questa è l'integrazione che vuole una certa sinistra al caviale ben pensante a Milano? 3 punti interrogativi. Disordini anche nella notte tra lunedì e martedì dopo la tragedia del 19enne morto mentre fuggiva dalle forze dell'ordine. La situazione è fuori controllo. Aspettiamo una parola dal sindaco. Dite che si degnerà di dire una parola su questo fronte? Si degnerà di chiamare i militari in certe zone di Milano? Punto di domanda, anzi 3. Sammy Varin vi ringrazia per il gentile ascolto. Se vi è piaciuta la mattinata, risentite tutto quanto sul sito radiolibertà.net cliccando podcast, oppure certamente domani mattina io spero di ritornare dalle 7:30 alle 9:30 alla rassegna stampa. Grazie naturalmente ai nostri registi, ce n'è sempre più di uno e fa bene, Francesco, sempre in buona compagnia. Ci risentiamo domani mattina.